Di Napoli. Allora ci colleghiamo subito con Raffaele Auriemma. Si gonfia la rete? Si gonfia? Chissà. Adesso con Ronaldo sì. Buonasera, benvenuto. Ciao Napoli. Ciao Michele, buonasera. Un saluto a tutti. Ben ritrovato. Buonasera, grazie. È sempre un grande piacere averti con noi in studio a Milano, a Roma, a Napoli. Importante che sei con noi, Raffaele. Parleremo tanto del mercato del Napoli perché ovviamente finora, ma credo anche fino a lunedì alle ore 20, il mercato migliore, la corona, va a De Laurentiis, va a Conte. Possiamo essere d'accordo su questo? Auriemma? Beh, al 100%. Anche perché basta vedere i movimenti di mercato delle altre che stanno provando a risolvere i loro problemi in queste ultime ore. Il Napoli deve soltanto ha avuto questo handicap dell'infortunio di Lukaku, altrimenti la squadra era già pronta per il campionato, per la Champions e per le altre competizioni. Sono curioso di capire se arriverà Højlund, quando arriverà, o altrimenti che succede. Però Raffaele, comunque possiamo dire anche che oggi il Napoli è la favorita assoluta per la vittoria del campionato, o è una delle favorite? Dobbiamo abbassare le ali oppure alzarle? Che dobbiamo fare? Dimmi tu. Ma non si tratta né di abbassare né di alzare le ali, si tratta di vedere una squadra che ha lo scudetto sulle maglie, che ha ancora Antonio Conte come allenatore e che ha fatto un mercato con 7 acquisti tutti eccellenti. Quindi questo può bastare per dire che il Napoli è in pole position per la corsa a scudetto. Però dire che l'ha già vinto mi sembrerebbe un po' prematuro e anche scellerato. Assolutamente. Finisce che Auriemma lo mandano fuori da Napoli, però. Perché? Perché dice queste cose qua rivoluzionarie. Non dice che il Napoli deve dare fastidio, che deve confermare la Champions League, che sulla griglia c'è solo un'altra squadra ma non quella campione d'Italia. No, fa piacere, perché Non sento più, dette altrove queste cose sono state prese come delle critiche, come voler mettere la pressione sul Napoli, mentre in realtà è la fotografia. È così, è così. Ma comunque tra poco ci torneremo, dobbiamo andare anche ad analizzare la vittoria del Milan. Raffaele Auriemma, Napoli, tra poco sentiamo le parole di Antonio Conte, però si ritorna con il Cagliari, dal Napoli-Cagliari della festa al Napoli-Cagliari di una nuova stagione. Comunque non è che sia cambiato poi così tanto, è cambiato poco, però a Napoli, tranne chi deve dire le formazioni, tranne chi deve parlare al microfono al Maradona, poi per il resto mi sembra una situazione abbastanza serena e tranquilla. Poi Joliet se n'è andato, ha detto fate una cosa, fatevelo voi, e quindi Auriemma è tutto rientrato anche qui. Non lo so, sinceramente sono questioni che mi riguardano poco e mi interessano il giusto, perché a me serve vedere la partita. Quello che succede prima va bene per chi sta allo stadio e vuole divertirsi oltre il calcio. Sono questioni che sinceramente avrei preferito che fossero venute fuori, che non venissero fuori in questo momento, anche perché questa scelta del Napoli forte, decisa, non vedo perché debba essere vista in maniera negativa. Il Napoli sta crescendo, vuole migliorarsi e piano piano, gradualmente, vuole trovare una collocazione, una dimensione molto più professionale in tutte le parti della società, e in questo Antonio Conte credo che stia avendo un ruolo decisivo con il presidente De Laurentiis. Poi sì, domani si gioca contro il Cagliari, praticamente rispetto alla partita, l'ultima gara del Napoli che diede lo scudetto agli azzurri, il Napoli è cambiato poco e questo è un grandissimo vantaggio, perché avere ancora Antonio Conte in panchina e avere gli stessi titolari con il plus di Kevin De Bruyne, secondo me può lasciar credere che il Napoli voglia aprire un ciclo. Ci riuscirà? Non lo sappiamo, dipende da tante cose. Però ci sono tutti i presupposti affinché ciò accada, perché in questo secondo anno, il post scudetto, possiamo dire che è tutto diverso rispetto a quando De Laurentiis decise di scendere in campo in prima persona, prendendo Luis Garcia, facendo un mercato davvero direi ridicolo, perché poi quei calciatori non è rimasto nessuno. Oggi invece si sta costruendo qualcosa sulle fondamenta solide della passata stagione. Gli acquisti che sono arrivati sono tutti rinforzi per la panchina, tranne De Bruyne. Che cosa vuol dire questo? Che il Napoli sta pensando a tutte le competizioni e vuole essere
diciamo, in grado di vincere il maggior numero di partite anche in Champions. Con 16 punti si va direttamente agli ottavi in Champions League. Il girone non mi sembra neanche impossibile, sommato, questo è quello che abbiamo visto ieri in diretta da Monte Carlo. Le avversarie del Napoli, certo, Chelsea, Manchester City, Eintracht di Francoforte, Benfica, Sporting Lisbona, poi però ci sono comunque partite anche abbordabili per il Napoli. Sentiamo cosa ha detto Antonio Conte a proposito in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cagliari. Conte. Ma sicuramente sarà una gioia, no? Una gioia ritrovarsi dopo 3 mesi, perché effettivamente sono passati 3 mesi dal 23 maggio in cui abbiamo vinto lo scudetto contro il Cagliari, quindi momenti di grande gioia, momenti di felicità estrema assoluta per tutti noi, per i tifosi, per tutto l'ambiente napoletano, quindi ci ritroviamo tutti quanti allo stadio e ci dobbiamo ritrovare con la stessa voglia, la stessa determinazione, la stessa unità di intenti. Questo è importante. È importante che il connubio che si è instaurato e che comunque c'è sempre stato tra il tifoso napoletano e la propria squadra continui ad esserci, perché secondo me quello è veramente il 12° e il 13° uomo in campo, quindi sarà un piacere per noi ripresentarci domani sera sapendo che è iniziata una nuova stagione. Quello che è stato, si dice no, scordiamoci passato. Però è bello ripartire con uno scudetto sulla maglia in casa dei nostri tifosi. Anche a Sassuolo sono stati straordinari, perché contro Sassuolo sembrava, ecco, di giocare in casa. Domani ritorniamo nel nostro stadio e ripeto, grande unione, grande unità di intenti, umiltà e voglia tutti insieme di superare sempre l'ostacolo che ci si pone di fronte. Queste le parole di Antonio Conte, Capuano, Radio 24. Guarda, sul Napoli due riflessioni. La prima, sentivo prima parlare Alfredo della Roma, del mercato della Roma. Sul Milan ha detto bene lui prima, prepartita surreale, di una settimana surreale. Io sottolineo anche Tare, che ha scaricato su Allegri la responsabilità del cambio di modulo, dicendo che ha messo in difficoltà tutta la società. Io anche questa cosa, onestamente, a 72 ore dalla fine del mercato non credo di averla mai sentita da un dirigente. Poi la Juventus... Cosa vera, ma che non doveva dire. Ma no, mi è sembrata così, però ditemi voi che siete più esperti. No, sì. La Juventus è ancora... Scusami se ti interrompo. Questo no, quello che ha detto è vero. La chiave di lettura è stata anche la mia, perché comunque Musa sta andando in campo e dice: ma sai, noi l'abbiamo ceduta all'Atalanta. Ma questa è una cosa che un Gimenez non ne parliamo nemmeno, l'hai detto. Cioè. No, Gimenez non ne parliamo nemmeno, e noi siamo pronti a fare uno scambio con la Roma. Ma è un tuo attaccante, è l'unico attaccante che hai, sta giocando. Ma portagli un po' di rispetto. No, ma aggiungo... Anche perché, voglio dire... Il Milan è questo, la Juve è ancora un cantiere aperto e vediamo che cosa riesce a fare entro le 20 di lunedì, perché ha tanti nodi che non ha sciolto e non riesce a sciogliere. L'Inter è forte, ma i 2 o 3 obiettivi che aveva battezzato non sono arrivati. E il Napoli è nettamente avanti tutti. La cosa che io non comprendo dell'ambiente napoletano è questa voglia di cancellare lo scudetto di Spalletti come se non esistesse. Io continuo a sentir dire: il Napoli vuole avviare un ciclo. Il Napoli è dentro un ciclo, ed è dentro un ciclo vincente. Io guardavo prima la formazione che dovrebbe giocare, che avete fatto vedere, che dovrebbe giocare contro il Cagliari. E credo che 7 giocatori siano giocatori che c'erano anche nel 22-23, no? Olivera, Juan Jesus, Meret, Rachmani, Di Lorenzo, Lobotka, Politano e Anghissà. Come si fa a dire che lo scudetto di Spalletti non esiste? Che quello che ha fatto Conte non è in parte incardinato anche su quel gruppo di lavoro lì, oltre che sul mercato l'anno scorso di De Laurentiis e poi sul lavoro di Conte? Questa è una cosa che da un anno non riesco a comprendere. È come se nella narrazione napoletana dovesse sparire Spalletti. 2023, sono passati 2 anni, certo. Non è passato chissà che cosa per lasciare soltanto... Ma questa cosa che Spalletti deve sparire, dove
Cioè, io non l'ho sentita da nessuna parte. E continuate a parlare di avvio di un ciclo, continuate a parlare, anche tu prima hai detto che pure, giustamente hai detto, guardate che il Napoli è avanti. Il Napoli vuole avviare un ciclo. Il Napoli è già dentro un ciclo. Tu hai fatto l'elenco dei calciatori che c'erano nello scudetto di Spalletti. C'erano anche col 10° posto però, non ce lo dimentichiamo mai. Ma capita di sbagliare le stagioni, che cosa vuol dire? Capita di sbagliare le stagioni. Che cosa vuol dire questo? Ma no, non deve capitare, perché quest'anno io ho la sensazione, ma posso sbagliarmi, che non succederà che il Napoli finisca al 10° posto. Ma ci mancherebbe. Poi tutto è possibile, ma ho la sensazione che questo non accadrà. Ecco perché il ciclo è aperto oggi, perché il ciclo doveva continuare con Spalletti che volle andare via, altrimenti sarebbe continuato il ciclo. Quindi secondo il tuo ragionamento, Raffaele, prendi Garzia e non prendi un direttore sportivo e fai un mercato così delle pulci, massimo 10 milioni a calciatore, ragazzi, quel Napoli era finito. E se dopo quell'abbraccio gelido post Napoli-Cagliari tra De Laurentiis e Conte, se De Laurentiis per 5 giorni non avesse quasi circuito Antonio Conte, oggi staremmo punto e a capo un'altra volta, come nella stagione di Garzia. Ma di fatto il grande architetto di questo Napoli, di quello dell'anno scorso, è De Laurentiis, più ancora che Conte, che ha fatto un lavoro straordinario in campo. Ma se io devo seguire il ragionamento di Raffaele, allora io devo dire che non è mai esistito il ciclo dell'Inter di Inzaghi, perché Inzaghi dopo la finale di Istanbul vendono 2/3 di squadra titolare, vendono Lukaku, va via, vanno via 2 portieri su 2, va via Dzeko, va via Brozovic, va via Skriniar, eppure noi giustamente diciamo che il ciclo di Simone Inzaghi è durato 4 anni, anche se di fatto in mezzo a un certo punto gli hanno smontato tutta la squadra, con un mercato a saldo zero o che cosa. Io non riesco a capire perché non si voglia dare merito a chi ha lavorato prima, lo stesso De Laurentiis quando ha fatto quei cambi, e Spalletti, dicendo che il Napoli, ed è un complimento, è già dentro un ciclo vincente che dura, che ha portato 2 scudetti in 3 anni e che ha portato una serie di cose. C'è questa volontà di cancellarlo, c'è questa volontà di raccontare il Napoli come secondo me non è, come se fosse solo figlio di Conte. Io è una cosa che non riesco a capire. Questa è una narrazione onirica questa qui. Sì. Io non so chi è che ti dica che a Napoli vogliano cancellare lo scudetto di Spalletti. Tu stesso lo dici, nel momento in cui discono... abbiamo guardato, domani giocano 7 credo, no? Se non ho sbagliato il conto. Giocano 7 giocatori che c'erano già nel Napoli di Spalletti. Dov'è che sta iniziando il ciclo del Napoli? Dov'è che sta iniziando? Il Napoli è nel secondo grande ciclo della sua storia. Li volevano buttare al termine di quella stagione. È arrivato Spalletti, si è fatto comprare i calciatori da 30, 40, 50 milioni di euro ed è cambiato tutto. Perché se prendi i calciatori forti, i cicli continuano. Ma se tu pensi che una squadra vincente la può allenare chiunque e compriamo i calciatori presi un po' in giro per il mondo, raccontando che l'estate in cui dal Napoli vanno via Koulibaly, Insigne, Mertens, vi ricordate quell'estate lì, no? L'estate prima dello scudetto, arrivano giocatori che Spalletti è bravissimo perché Kvaratskhelia non lo conosce nessuno, tranne Giuntoli che è stato bravo e Spalletti che poi lo mette in campo. Arrivano una serie di giocatori e si dice il Napoli ha dovuto ridimensionare, no? De Laurentiis fa a luglio una conferenza stampa, sostanzialmente dice, brutalizzo, noi questo livello di costi non ce lo possiamo permettere, dobbiamo tornare a un livello diverso, scadono tanti contratti, qualcuno andrà via e questo sarà il Napoli. E se io ricordo bene, a Napoli i tifosi non erano contenti quell'estate. Quindi non è lo scudetto, certo, ma lo scudetto di Spalletti non nasce su un mercato di giocatori da 30, 40, 50 milioni di euro. Nasce ed è la base su cui si innesta il lavoro di oggi. Di trovare Kvaratskhelia e poi lo vendi a 75 milioni o prendi Kim e lo rivendi a 40. Cioè può capitare una tantum, ma non sempre. Poi dopo, se vuoi costruire il ciclo realmente, devi comprare McTominay, devi comprare Lukaku, adesso prendi Højlund, devi prendere gente consacrata, se no le storie così campate in aria ti capitano una volta e basta. Tant'è vero che il Napoli l'anno scorso, lo scudetto di Spalletti è campato in aria. Cioè, questa è la descrizione dell'inizio
dell'inizio di un ciclo straordinario, che è il secondo grande ciclo della storia del Napoli. Avendo fatto studi classici e avendo una laurea in giurisprudenza, ho la presunzione di dire che io l'italiano lo conosco e lo parlo anche abbastanza bene. Ma non è campato lo scudetto di Spalletti, non è campato in aria, Raffaele. Sto dicendo non nasce da una stagione campata in aria lo scudetto di Spalletti. Ma sto dicendo che Spalletti è stato bravo a sistemare una squadra dalla quale erano andati via 10 calciatori ormai a scadenza di contratto, che erano un peso in quello spogliatoio, e Spalletti disse: guardate, questi calciatori secondo me devono andare via, e ha avuto ragione lui. Poi gli hanno portato Kvaratskhelia e ha avuto ragione che gli ha portati quelli dopo a farli esplodere. Però stiamo parlando di un'altra storia adesso, ma non è un'altra storia, è una storia il cui germe è quello, è questo passaggio che non si riesce a capire. E sai perché non si riesce a capire, secondo me? Non si riesce a capire, non si riesce a capire perché contrasta con tutta la narrazione che è stata fatta a Napoli l'anno scorso, secondo la quale Conte aveva preso una squadra di scappati di casa che non stava in campo e ha fatto un miracolo. Questo è. Non t'ho sentito, scusa. Io lo ripeto. Quando c'è l'idiosincrasia nei confronti di Napoli, noi dobbiamo inventarci sempre qualche problemino, e mi sta pure bene, perché i problemini ci sono, però fortunatamente c'è chi li risolve. Altrove, Milan, Juventus, Inter, mi pare che sti problemini ci siano da anni. Ma qui il paradosso è che si sta facendo i complimenti al Napoli, anche se rifinanziano i debiti che hanno fatto in passato. Il paradosso è che si sta facendo i complimenti quei al Napoli. soldi ricevuti in prestito non li risolvono mai questi problemi. Evidentemente c'è qualcuno che lavora in un modo e altri che lavorano in un modo sbagliato. Okay. Il paradosso è che qui si fanno i complimenti al Napoli e a Napoli si offendono. È una roba incredibile. Sentivo Pedullani in sottofondo, Alfredo. No, io volevo, siccome stasera, ti chiedo scusa, ho capito che stasera notizie non ne posso dare, perché Auriemma quando parte Napoli Domodossola è un direttissimo, non lo fermi neanche se porti a casa. Quindi volevo dire soltanto una cosa, visto che quando sento le storture parto così. A me se dici che a Napoli qualcosa non funziona, non è vero. Troppe cose. Quando sento cose strane per difendere gli errori degli altri, tu fai complimenti al Napoli e difendi gli errori degli altri. Guarda che è incredibile, è tutta napoletana. Ma che complimenti e complimenti? Siamo al quinto set, riparti tu, quinto set, ai break. Volevo dire risparmiateli questi complimenti. Te li puoi tenere. Wimbledon, scusami, ti puoi fermare un secondo? Mi fai dire una cosa? Prego, Alfredo. Visto che avevi qualche dubbio tutto quello che vuoi. Avevi qualche dubbio su Oilund. Oggi è stata una giornata. Alfredo, io sono abituato a dire è fatta quando è fatta. Sì, se me lo fai dire te lo dico. Se mi porti sul treno e facciamo tutta la notte in treno a 500 all'ora, io non posso. Ti stavo dicendo questo. Mi fa parlare? Oggi c'è stata una narrazione assurda di una cosa che Gianluigi Longa ha raccontato ormai 2 settimane fa. Oilund sarà il nuovo attaccante del Napoli. Oggi hanno messo in mezzo delle cose, che il Napoli aveva perso il controllo della situazione, che l'Ipsia aveva sorpassato il Napoli, che il Napoli stava virando su Dobbik, che il Napoli aveva... È stata una giornata campale per mettere a posto una trattativa che, come tu sai, è una trattativa complicata quando parli di 45, 46, 47, 42 milioni, obbligo di riscatto, ed è tutto a posto, ci manca soltanto l'ultimo passaggio formale burocratico. Il ragazzo non si è mai schierato da un'altra parte, hanno creato un terrorismo come se Oilund dovesse il Napoli andare su un altro obiettivo. Oilund ha voluto soltanto il Napoli. Se poi mi dici che dobbiamo aspettare i comunicati stampa, noi aspettiamo i comunicati stampa e allora facciamo un altro mestiere. Questa è una cosa che per il Napoli ha avuto una priorità. Possiamo aggiungere che c'è una percentuale del 5% che verrà corrisposta al Manchester United, 5% già concordata. Le parti stasera si sono lasciate dopo una lunga riunione alla presenza dell'intermediario della trattativa con una stretta di mano, e domani formalizzeranno per poi permettere a Oilund di raggiungere l'Italia e fare le visite. La morale è che il Napoli ha chiuso Elmas,
sta per chiudere i dettagli di Højlund e il mercato del Napoli era questo da 15 giorni con la cessione di Zanoli e con Mazzocchi che resta. Poi se nelle ultime 72 ore ci sarà un'occasione perché Auriemma ferma il treno e anziché a Domodossola si ferma a Trento e dice scusate facciamo un'operazione, un'occasione, un investimento, questo è un altro paio di maniche, ma il mercato del Napoli è stato standardizzato così. Adesso vi lascio. Vabbè, posso gioire per l'arrivo di Højlund a questo punto? Dalla farfalla. Mi vuoi dare anche il numero di maglia così me lo stampo? Non lo so, sulla maglietta? toglietemi dalla farfalla, riparti con Capuano che io ho i popcorn, mi stavo divertendo molto. Guarda, io purtroppo, sai qual è il problema, Alfredo? Che per me la miglior notizia di mercato è quella che non si dà, perché alla fine poi succede sempre qualcosa che capita, e allora scusami, si erano dimenticati se la migliore notizia clausola di mercato è quella che non si dà, dobbiamo andare in ferie 3 mesi. Che facciamo? Ce l'ho e non te la do. C'è Michele, c'ha Yashari il 7 giugno, sai Michele, non la dare, perché Auriemma dice che di non darla le migliori notizie, quindi mi fermo. Riprendete con Capuano, che mi stavo divertendo Trento, molto. fermata a Ragazzi, Domodossola. voi vi divertite così, io no, però è bello sentirvi parlare. Auriemma, aspetta che vogliono sapere anche dell'Inter, perché Giuseppe mi sembra che si chiuderà senza il botto il mercato dell'Inter e senza Lookman. Ma secondo me è un bene che non sia arrivato Lookman. Io l'ho detto dall'inizio, hanno preso Bonni che ha dimostrato di essere un grande giocatore a Parma e lo dimostrerà anche a San Siro, hanno tenuto Pio Esposito. Secondo me se fanno un difensore giovane, Alfredo disse una cosa tempo fa sensata, e le dice sempre le cose sensate, che quando non ci sono grossi capitali bisogna fare un mercato creativo. Penso che l'Inter abbia fatto molto bene. Bene che non sia arrivato Lookman. Questo è l'allenamento di oggi dell'Inter a Piano. Il diluvio. Con il diluvio universale, scusa se ti ho interrotto, però almeno contestualizzavo un po' la situazione. Aggiungo e concludo che Lookman ha dimostrato di essere un grande giocatore all'Atalanta, ma prima di giocare nell'Atalanta faceva 3 gol a stagione. Ha fatto la finale di Europa League con una tripletta. Questa è la favola di Esopo, te lo voglio ricordare. Cosa? Auriemma, lo scudetto te l'abbiamo regalato noi l'anno scorso. Il Napoli merita. Grazie, siete stati gentilissimi. Però il Napoli è rimasto lì e ha vinto meritatamente. Però se Arnautovic la mette dentro, io ero allo stadio l'ho coperto di improperi. Lo scudetto lo ma diciamo dire noi. che Lookman non è un. Meno male che non è arrivato Lookman. Meno male che non è arrivato Lookman. Abbiamo Bonni, abbiamo Pio Esposito, siamo a posto, abbiamo altre zone del campo dove siamo in difficoltà. Meno male, ma che venisse da voi Lookman. Fa la fine del centrocampista della Juventus, come si chiama il centrocampista? Kob Miners, uguale, gli dai 50-60 milioni e si rivela. Via da Bergamo, non gioca più nessuno, questa è la realtà, Auriemma. Voi siete già fortissimi, avete fatto il miglior mercato. Questi sono i dirigenti del mercato. No, non siamo dirigenti, io sono un tifoso, Auriemma, sono molto meno competente di te, però l'Inter la conosco bene. L'Inter la conosco bene perché la mia squadra... Ma si vede, basta sentirti parlare per capire che sei molto più competente di tutti, mica non solo sono di me. competente, ho appena finito di dire che sono un tifoso, ti dico che sono contento da tifoso che Lookman non sia arrivato, poi qualcuno può pensare diversamente da me, ma questo è... Quindi se arrivava Lookman ti andavi a incatenare? Non mi andavo a incatenare, non mi andavo a incatenare, ho detto dall'inizio. Ma un po' di serietà, quando si dicono queste cose ci vorrebbe. Ma qui possiamo ascoltare, meno male che non è arrivato Lookman. Secondo me sì, spendevi 50 milioni per cosa, Auriemma? Ma spendevi 50 milioni per cosa? Per portare a casa un giocatore quando hai Bonni, Esposito, Thuram e Lautaro. Abbiamo 4 giocatori in attacco fortissimi, Auriemma, che oggi si arriva Lookman perché salta l'uomo che fa 3 gol a stagione prima di giocare nell'Atalanta, ma dai, 50 milioni l'Inter, non hai soldi l'Inter che ha investito il Napoli. L'Inter sappiamo che ha fatto già un mercato, va bene? Posso dirti una cosa? Posso dire una cosa che adesso tocca a Paolo con Auriemma perché si sta facendo tutte le vasche. Auriemma stasera sta facendo andata e ritorno il record mondiale dei 400 stili liberi. Non mi conoscete Prima di dare la parola a Paolo che avrà qualcosa da dire ad Auriemma sui conti, sulle plusvalenze, magari se entra Paolo su Osimhen lì facciamo l'1,75. Cioè, scusami, io volevo chiedere al mister Iene, ma tu volevi Colpani e adesso dici che Lookman... Allora Longari, diamo un po' di notizie, non per forza sul Napoli, non ce ne sono Auriemma, quindi è inutile che mi chiedi le notizie sul Napoli. Vabbè, sul Napoli c'è quella di Auriemma, solo quando è fatta, vuoi sapere. 9 acquisti vanno bene. Auriemma, cosa c'è? Scusa. Bastano 9 acquisti. Gli acquisti vanno bene, basta, mica ho giocato in 20, che notizie in 11, dobbiamo basta, aspettarci dai. più sul Napoli? Il Napoli avrebbe comunque la disponibilità per fare anche altri acquisti, ma non ce n'è bisogno. Appunto, ormai lo l'organico sappiamo. è al completo. Tanto alla fine in 11 si gioca, Auriemma, basta. Il Napoli è una squadra che si è infortunato Lukaku si gioca in 22 e prende il centravanti del Manchester United. Hai ragione.
Il Napoli, il Napoli è una squadra che si è infortunato Lukaku e sceglie, perché se lo può permettere, di prendere il centravanti del Manchester United sfiorando i 50 milioni tra il prestito e l'obbligo di riscatto, per cui vive una situazione economica alla quale non si può comparare nessuno in Italia. Assolutamente, infatti Auriem è più che felice ed è contento. Aurelio De Laurentiis sulla sua pagina X, ex Twitter. Vi ricordo gli appuntamenti del campionato primavera. Ragazzi, che dibattito acceso abbiamo appena visto in TV, eh? Opinioni diverse, un sacco di spunti. Ma voi che ne pensate? Scrivetemelo subito nei commenti, perché sono curioso di sapere da che parte state voi, tifosi del Napoli. Ora però lasciamo un attimo da parte quella discussione e concentriamoci su una notizia freschissima di mercato, che riguarda proprio il nostro Napoli. Elmas è tornato. Sì, avete capito bene. Il macedone è appena atterrato a Capodichino e nelle prossime ore farà le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo riporta in azzurro. Un ritorno che tanti tifosi aspettavano da tempo e che adesso diventa realtà. E il GIF Elmas si prepara quindi a indossare di nuovo la maglia del Napoli, quella con cui 3 stagioni fa aveva festeggiato lo storico scudetto. L'esperienza in Germania, a Lipsia, non è mai decollata davvero. Qualche presenza, poche soddisfazioni. Poi il prestito al Torino, dove invece ha fatto intravedere lampi del suo talento, con 4 gol in 13 partite. Ma alla fine il richiamo del Vesuvio era troppo forte. Elmas non ha mai nascosto il legame con la città e con la squadra. Anche da lontano ha sempre mostrato orgoglio per quello scudetto vissuto da protagonista. Adesso torna per rimettersi in gioco, con la stessa voglia di sempre e con la maturità di chi ha fatto esperienza sia all'estero che in Serie A. Classe 99, Elmas troverà un Napoli diverso da quello che aveva lasciato, nuova guida tecnica, nuove ambizioni e soprattutto un allenatore come Antonio Conte, che da tempo chiedeva al mercato un giocatore duttile, capace di cambiare le partite a gara in corso. E chi meglio di Elmas per quel ruolo da jolly? Può giocare mezzala, trequartista e esterno offensivo, sempre con gamba e qualità. Certo, difficile immaginare che parta subito titolare, perché il centrocampo del Napoli è ricco di soluzioni, ma sappiamo bene quanto siano determinanti i cambi in corsa, e in questo Elmas ha già dimostrato di essere un'arma letale. I tifosi ricordano bene i suoi gol pesanti, spesso arrivati da subentrato, con quella capacità di inserirsi e spaccare la partita. La trattativa con il Lipsia si è chiusa proprio ieri, 28 agosto, con la classica fumata bianca. Prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Una formula che permette al Napoli di riportare a casa un giocatore già pronto, senza dover fare subito un acquisto definitivo, una mossa intelligente, che allunga la rosa e dà a Conte tutte le alternative per affrontare una stagione lunga e piena di impegni. Ricordiamo che Elmas era stato ceduto proprio all'Ipsia, nel gennaio 2024, per 25 milioni. Un addio che fece discutere, perché tanti tifosi lo avrebbero voluto ancora a Napoli. Oggi, a distanza di 1 anno e mezzo, quel capitolo si riapre. Elmas riabbraccia i suoi ex compagni e si prepara a conoscere i nuovi. Il destino gli offre una seconda possibilità e lui non vede l'ora di sfruttarla. L'arrivo di Elmas è un segnale forte per Conte e per tutta la squadra. Significa più soluzioni, più qualità dalla panchina, più energia per un Napoli che dovrà dividersi tra campionato, Champions League e coppe nazionali. Non sarà forse un titolare fisso, ma sarà sicuramente un uomo importante nello scacchiere tattico del mister. Adesso però la parola passa al campo. Una cosa è certa, rivedere Elmas con la maglia azzurra al Maradona sarà un'emozione speciale per lui e per tutti i tifosi. Bentornato Elgif, Napoli ti stava aspettando. E allora si chiude il capitolo mercato con l'arrivo di Elmas, che ha acceso di nuovo l'entusiasmo sotto al Vesuvio. Ma adesso la testa va subito al campo, perché non c'è tempo da perdere. Il Napoli deve già pensare alla sfida di domani sera al Maradona contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Dopo il debutto vincente col Sassuolo, il Napoli campione d'Italia è pronto ad abbracciare i suoi tifosi per la prima in casa. Una partita che accende subito i riflettori e che porta tanta curiosità, perché Conte vuole dare continuità al successo dell'esordio e far vedere che questa squadra non ha nessuna intenzione di rallentare. L'attenzione è tutta rivolta al nuovo super duo azzurro, Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Sono stati loro a decidere la prima a Reggio Emilia e, inutile girarci intorno, sono già diventati i simboli di un Napoli ambizioso e spettacolare.
ma resta un piccolo dubbio che tiene banco in queste ore e riguarda la porta. Chi sarà il titolare tra Meret e Milinkovic-Savic? Secondo le ultime di Sky Sport è Meret ad avere un leggero vantaggio, ma Conte deciderà soltanto all'ultimo momento. Per il resto nessuna sorpresa. Confermati i 5 a centrocampo con Politano e McTominay sugli esterni, De Bruyne insieme ad Anguissa e Lobotka in mezzo. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Mentre davanti ancora una volta spazio a Lorenzo Lucca, chiamato a non far rimpiangere Lukaku, che purtroppo resterà fermo ancora a lungo dopo l'infortunio in precampionato. E occhio pure al Cagliari, perché Pisacane arriva fuori grotta con una squadra giovane e con tanta voglia di stupire. 2 i ballottaggi principali, Obert e Palestra sulla sinistra, e poi Gaetano, vecchia conoscenza azzurra, che si gioca una maglia con Esposito sulla tre quarti. Insomma, sarà una partita tutta da vivere, col Napoli che vuole regalare subito la prima gioia stagionale al suo popolo al Maradona. E allora eccole le probabili formazioni. Il Napoli con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa. Lobotka davanti alla retroguardia, Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay a centrocampo e davanti Lucca come unica punta. Il Cagliari invece con Caprile, Zappa, Mina, Luperto e Obert. In mezzo Adopo, Prati e De Iola. Sulla tre quarti Foloruncio e Gaetano e in attacco Borrelli. Una sfida da non perdere. Domani sera alle 20:45 lo stadio Maradona sarà pronto a spingere ancora una volta gli azzurri verso la vittoria. E adesso tocca a voi tifosi azzurri. Voglio leggere nei commenti il vostro pronostico per Napoli-Cagliari e soprattutto ditemi chi mandereste in porta domani. Meret o Milinkovic-Savic? Forza, fatemi sapere cosa ne pensate, perché questa squadra è anche vostra e il vostro parere conta sempre. Ci vediamo dopo la partita per analizzare insieme tutto quello che succederà al Maradona. Forza Napoli, sempre!